Scegliere i vini più adatti alle ricette proposte dai ristoratori che parteciperanno alla terza edizione di Pordenone Wine and Food Love, accostando alle pietanze del proprio menù il nettare di Bacco più congeniale. È stato questo lo scopo della seconda degustazione alla cieca svoltasi in Camera di Commercio e che ha visto alla prova dell'assaggio 5 ristoratori della destra Tagliamento alle prese con profumi e sapori dei vini proposti dal Consorzio Vini Friuli Grave. L'iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla Kermesse dedicata alla cucina tipica del Pordenonese, evento promosso dall'ente camerale, Provincia, Banca Popolare Friuladia e Consorzio Vini Friuli Grave. Confermato l'appuntamento autunnale che si svolgerà dall'8 all'11 novembre, quest'anno Concentro ha proposto per la prima volta di far scegliere ai ristoratori, senza essere influenzati da casa produttrice o etichetta, i vini da accostare al menù tipico elaborato appositamente per la manifestazione e che proporranno durante l'intero mese di novembre. Ma l'iniziativa rappresenta anche l'occasione per far scoprire ai titolari dei locali pordenonesi la crescente qualità dei vini locali e le novità delle produzioni vitivinicole, con un evento che raccoglie insieme le migliori espressioni delle nostre DOC e IGT. A spiegare come funziona l'iniziativa è Barbara Rosso, responsabile marketing del Consorzio Vini Friuli Grave. Praticamente oggi faremo una degustazione alla cieca in previsione della manifestazione Pordenone Wine and Food Love che si terrà a novembre prossimo, e questo per permettere ai ristoratori di conoscere e degustare i vini ad hoc Friuli Grave senza avere l'etichetta, il vino riportato sulla bottiglia, in modo da garantire un'adeguata presentazione dei prodotti senza appunto il brand. Questo per permettere ai ristoratori di scegliere i vini più adeguati da abbinare ai loro piatti. Ci sono sia spumanti, sia vini bianchi, quale Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, e vini rossi come Refosco, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, per concludere con dei dolci. Per quanto riguarda le adesioni, sono 22 le cantine che si proporranno ai 20 ristoratori che hanno aderito all'edizione 2013 di Pordenone Wine and Food Love. A breve verrà svelato il nome del testimonial che aprirà la manifestazione.